ritrovati tanti e diversi gli argomenti nel nostro TG, ma cominciamo dai titoli. C'è attesa per la sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai difensori del presidente Oliverio che hanno chiesto la revoca dell'obbligo di dimora. Consiglio dei Ministri in Calabria, lo ha annunciato il Premier Conte oggi a Roma. Sulla sanità stiamo pensando, ha detto, ad un intervento straordinario. Quota 100 svuoterà gli ospedali, lo studio del sindacato Anao Assomed fissa a 1410 il fabbisogno dei medici in Calabria per i prossimi 5 anni. Condanne da 20 anni a 8 mesi di reclusione per 104 persone chieste dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro al termine della requisitoria con rito abbreviato nel processo Stige. Incendio nel cantiere dei lavori per la metro di Catanzaro in località Aranceto nel quartiere sud della città. La CGIL attacca la regione, gli enti strumentali, tutti i commissariati sono un fallimento. I comuni non pagano e la Sorical va in sofferenza, presto un consiglio regionale ad hoc. Ancora un tragico incidente in Calabria, a Villapiana muore un giovane, sbanda con l'auto e finisce fuori strada. L'ultima mareggiata fa emergere dalle acque di Soverato un prezioso reperto archeologico risalente all'era romana. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, c'è attesa in Calabria ed è durata circa un'ora l'udienza in Cassazione a Roma, chiesta dai legali del Presidente della Regione Mario Oliverio la revoca dell'obbligo di dimora per il governatore. I particolari nel nostro servizio. I giudici della Suprema Corte al lavoro, c'è attesa in Calabria per la decisione della Cassazione. Questa mattina è durata circa un'ora l'udienza a Roma in merito all'obbligo di dimora per il governatore calabrese Mario Oliverio. Prima la relazione del procuratore generale, poi le arringhe degli avvocati Vincenzo Belvedere e Armando Veneto, che hanno chiesto la revoca del provvedimento che obbliga il presidente della regione a non lasciare San Giovanni in Fiore, il comune di residenza. Il provvedimento, come si ricorderà, era stato emesso nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate. Le accuse per Oliverio sono abuso d'ufficio e corruzione. Le presunte irregolarità riguarderebbero la gestione negli appalti relativi alla costruzione dell'aviosuperficie di Scalea, gli impianti di risalita della Sila e Piazza Bilotti a Cosenza. E oggi nel pomeriggio il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato che in Calabria si terrà proprio una riunione del governo. Conte inoltre ha detto assumeremo delle decisioni soprattutto per quanto concerne la sanità. Vediamo. Il Premier Giuseppe Conte tornerà in Calabria, non lo farà da solo come è accaduto per la visita nel novembre scorso, ma arriverà con l'intero governo nella nostra regione. Si svolgerà un Consiglio dei Ministri. L'anticipazione oggi a Roma nel corso di un incontro con gli studenti della LUISS, ai quali ha spiegato che la Calabria è una delle regioni del sud più abbandonate a se stesse e dunque il CDM avrà valore simbolico ma anche operativo. In Calabria, ha aggiunto, ci sono tanti problemi, una sanità disastrata, una criminalità insidiosissima. Porteremo, ha promesso, delle misure concrete. Su cosa punterà l'attenzione il governo? Nei giorni scorsi il blitz del ministro Giulia Grillo negli ospedali di Locri e Polistena, l'annuncio di un decreto per il comparto in regione, il braccio di ferro con il governatore, lo scioglimento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio, fatti che indicano su cosa bisogna intervenire. Sulla sanità, fa sapere Conte, stiamo pensando ad un intervento straordinario risolutore. Impegno che, twitta il ministro della Salute, rafforza l'azione del Ministero, dei commissari del governo per cambiare finalmente la realtà della sanità nella regione. E quota 100 svuoterà gli ospedali, questo quanto affermato dai sindacati dei medici, in particolare l'ANAO e l'Assomed, che in un calcolo
sostanzialmente hanno fatto sapere che saranno più di 1000 nei prossimi 5 anni i medici che andranno in pensione, quindi saranno più di 1000 posti vuoti negli ospedali. Vediamo. Non è un buon periodo per la sanità calabrese, ammesso che ce ne sia mai stato uno. Questa volta a soffiare sul fuoco è la Nao Assomed. Il sindacato disegna uno scenario che fa rabbrividire. La notizia è questa. Tra il 2019 e il 2025 in Calabria si registrerà un ammanco di medici pari a 1410. La stima, redatta dal sindacato, evidenzia anche le aree mediche in cui si registrerà il segno meno. Eccolo l'elenco. A medicina d'urgenza mancheranno 245 medici. In anestesia e rianimazione la carenza sarà di 63. 90 in chirurgia generale, 51 in ginecologia, 150 in pediatria e 90 in psichiatria. I numeri che emergono dallo studio del sindacato cozzano con le cifre del fabbisogno contenute nel rapporto presentato dalla Regione, che fissa a 1093 la quota dei posti vacanti in virtù degli effetti dei pensionamenti dei medici. Si evince quindi una diversa lettura del fenomeno che in una situazione come quella che vive la sanità calabrese lascia disorientati i cittadini, desiderosi a questo punto di sapere come stanno realmente le cose. Insomma, chi mente, il sindacato o la Regione? Di certo al momento si apre un altro fronte di polemica. La cronaca ci porta a Catanzaro per un incendio nel cantiere dei lavori per la metro in località Aranceto, nel quartiere sud della città. In fiamme cataste di traversine non si esclude la matrice dolosa. Vediamo. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere il rogo divampato nei pressi del quartiere Aranceto, nella zona sud della città di Catanzaro. In fiamme alcune cataste di traversine in legno nell'area del cantiere per la costruzione della nuova metropolitana. L'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato alle prime luci di oggi. Immediato l'intervento dei pompieri con 12 unità, 4 automezzi, fra cui un autobot da 25.000 litri e una pala gommata del comando provinciale. Non si esclude la matrice dolosa, ma solo ad operazioni di spegnimento completate si potranno effettuare i necessari accertamenti e sapere di più sulle cause dell'incendio. L'ipotesi dell'autocombustione, secondo quanto si apprende dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, è però ritenuta poco probabile. Saranno le indagini a stabilire chi e perché ha agito rallentando un'opera che dopo anni di immobilismo stava per diventare finalmente concreta. Restiamo a Catanzaro per il processo Stige, chieste 104 condanne al termine della requisitoria del PM proprio nel processo con rito abbreviato. Vediamo. Al termine della requisitoria con rito abbreviato nel processo Stige, chieste dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Domenico Guarascio, condanne a 20 anni e 8 mesi di reclusione per 104 persone. Si tratta di politici, imprenditori e boss ritenuti intranei o affiliati alla cosca Farao Maringola di Ciro. Una sola richiesta di assoluzione per Vincenzo Gangale, una vera e propria holding criminale secondo l'accusa, in grado di gestire un giro d'affari di milioni di euro. La consorteria avrebbe controllato appalti pubblici, commercio alimentare, settore vinicolo e perfino i servizi funebri. L'operazione è scattata il 9 gennaio scorso con un'operazione interforze di carabinieri, polizia e guardia di finanza che ha portato all'arresto di 169 persone. Una settimana dopo si è pentito Francesco Farao, per lui chiesti 2 anni e 8 mesi di reclusione, chiesti 12 anni e 6 mesi per l'ex sindaco di Ciro Marina Roberto Siciliani e i fratelli Nevio Siciliani, 10 anni, ex assessore con deleghe importanti, e Mario Siciliani, anche per lui chiesta condanna a 10 anni. Per Vittorio Farao, figlio di Silvio, chiesti 20 anni, 18 per Vittorio Farao, figlio di Giuseppe, il rito ordinario invocato dai presunti esponenti apicali della cosca. Infine chiesti 10 anni per Francesco Russo, secondo l'accusa avrebbe svolto proselitismo elettorale con modalità ndranghetistiche, in particolare nelle elezioni comunali del 2016 a Ciro. Cambiamo ancora argomento, la CGIL attacca la Regione, gli enti strumentali, tutti i commissariati sono un fallimento, bisogna intervenire, dice, vediamo.
Stop alle partecipati, agli enti strumentali è il diktat della CGIL che a colloquio con il governatore ha parlato della situazione di criticità che attraversano le società riconducibili all'ente regionale e che devono assolutamente uscire dal commissariamento. Noi chiedevamo una riforma delle partecipate degli enti strumentali, invece a distanza di 4 anni sono quasi tutte commissariate. Non si può andare avanti con la politica dei commissariamenti, è commissariata Fincalabra, è commissariata Calabria Verde, è commissariata Sorical, questa è una politica dei commissariamenti, è commissariata la salute. Il problema poi non è chi fa il commissario, il problema è uscire dalle logiche di commissariamenti con piani industriali credibili. Il piano industriale di Fincalabra è assolutamente poco credibile e poi, diciamoci la verità, fino ad oggi il prezzo più alto del risanamento di Fincalabra l'hanno pagato i lavoratori sulla propria pelle perché hanno dovuto rinunciare alle loro retribuzioni e in alcuni casi hanno dovuto cedere pezzi di salario per mantenere viva questa società. Su Fincalabra Sposato ribadisce la posizione del sindacato, sul tavolo c'è una vertenza che non riesce ad approdare ad un accordo e la Querel si muove sul tema dei costi di gestione aziendale e dei sacrifici chiesti ai lavoratori. Noi abbiamo chiesto di fare una valutazione a 360 gradi sulla governance di Fincalabra. Fincalabra iniziasse a spiegare perché ci sono tante consulenze esterne, perché si spendono soldi a consulenze invece non si rispettano i contratti dei lavoratori, perché abbiamo dovuto fare anche con Fincalabra, il sindacato si è dovuto assumere la responsabilità anche di fare dei piani conciliativi per pagare i salari dei lavoratori. Vanta crediti per 200 milioni da enti e amministrazioni, la Sorical che rischia il fallimento. La società che gestisce il servizio idrico è in grave difficoltà e in Calabria non si riesce ad investire per migliorare il servizio o fare manutenzione. Presto la questione sarà portata all'attenzione del Consiglio regionale. Vediamo. La situazione della Sorical continua a essere grave e il rischio fallimento è sempre più concreto. Anche l'audizione in commissione di vigilanza ha confermato il quadro drammatico in cui versa la società per azioni. I commissari liquidatori hanno elencato i punti critici della gestione del servizio idrico, illustrando le perdite e soprattutto l'enorme mole di crediti vantati da enti e amministrazioni. L'immobilismo che si è protratto per oltre un decennio, ha spiegato Luigi Incarnato, con la mancata individuazione e operatività del gestore e il mantenimento delle gestioni comunali, ha inciso in modo determinante sulla Sorical e sulla Regione, che è socio di maggioranza, che ha risentito dei mancati introiti derivanti dai pagamenti delle fatture dell'acqua da parte dei comuni. Inevitabili le ripercussioni sui rapporti con le banche e quindi sulle reali possibilità di investimento per il miglioramento del servizio. 35 milioni di euro sono sfumati con il fallimento della Soacro, ammontano a 27 milioni i crediti vantati nei confronti di enti regionali come Arsa e Arsac, consorzi di bonifica e Corap, esposizioni milionarie anche quelle della Multiservizi di Lamezia, Comune di Cosenza e Congesi, Consorzio del Crotonese, che in tutto fanno altri 30 milioni, cifra identica a quella spesa per i costi energetici annui. Il progressivo peggioramento della situazione finanziaria della società ha prodotto un blocco degli investimenti, compromettendo anche le opere realizzate e non ultimate e una drastica riduzione degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Al più presto la problematica della Sorical e della gestione del servizio idrico sarà discussa in Consiglio regionale per scongiurare il fallimento della società per azioni e garantire chiarezza rispetto a una questione centrale per la Calabria. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un ventenne, Vincenzo Marino di Villa Piana, è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto all'alba sul vecchio tracciato della statale 106. Il giovane, che viaggiava a bordo di una Citroen Picasso mentre percorreva l'arteria, oggi provinciale 253, nei pressi del fiume Satanasso, per causa in corso di accertamento ha perso il controllo della propria vettura, finendo con l'impattare contro una delle strutture del ponte. Sul luogo dell'incidente stradale, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. I vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone sono intervenuti con 2 automezzi in via Saffo, allertati dai condomini, preoccupati per le urla provenienti da un appartamento della zona periferica della città, dove un uomo di 38 anni in stato di agitazione si era barricato in casa con l'anziana madre. Le 2 persone non volevano aprire la porta per dar modo ai sanitari di intervenire, così, con l'uso dell'autoscala, i vigili del fuoco sono arrivati dal balcone dell'appartamento. Il capo reparto dei vigili è riuscito a parlare con l'uomo e a convincerlo ad avvicinarsi ai sanitari, dando modo loro di procedere con un trattamento sanitario.
Un uomo di 62 anni, a metà febbraio scorso, si è recato presso la stazione Carabinieri di Roseto Capospulico, ancora sanguinante, per denunciare di aver subito poco prima una feroce aggressione a colpi di ascia e pugni da parte del vicino di casa. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Roseto, avviate dopo la ricezione della denuncia, hanno permesso di acclarare come nel giro di pochi mesi vi fosse stata una vera e propria escalation di atti intimidatori nei confronti dell'uomo. Il GIP ha ritenuto che la qualificazione giuridica del reato fosse quella di lesioni gravissime e non di tentato omicidio, in quanto l'indagato, una volta inferto il primo colpo, non ha più tentato di rientrare in possesso dell'ascia. Il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, eseguita dai carabinieri della compagnia di Cogliano Calabro, con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 200 metri dalla parte offesa e il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo. Nasce a Cosenza il primo osservatorio del bossing e del mobbing dei Vigili del Fuoco. La GUIL vuole illustrare il progetto al prefetto. Sentiamo. Bonaventura Ferri, GUIL Vigili del Fuoco. Nasce un osservatorio molto particolare contro il bossing e il mobbing proprio all'interno dei Vigili del Fuoco. Da cosa nasce questa esigenza? Questo osservatorio nasce da una forte richiesta dei lavoratori, tant'è che è un osservatorio molto partecipato dagli stessi lavoratori. C'è bisogno di ridare attenzione a dei problemi che sono rimasti silenti per tanti anni. Poi c'è stato un momento che si è parlato di nonnismo tanti anni fa, quando c'era il servizio di leva, ma con la chiusura del servizio di leva il problema forse non è sparito, ma non se ne è soltanto parlato più. Questo osservatorio è importante perché punta il focus sul bossing e sul mobbing in un momento in cui rischiamo attualmente di scoprire oppure di avvertire qualcosa quando è già troppo tardi, il danno è fatto, è difficilmente poi recuperabile ed è anche difficilmente gestibile dai lavoratori. Abbiamo informato il prefetto di questa attività e chiesto un incontro per illustrare le peculiarità di questo particolare osservatorio che nasce proprio all'interno di una caserma ed è significativo. E questo osservatorio è all'interno di un progetto più grande che si chiama No Bossing, No Mobbing e che riguarderà tutti i lavoratori della pubblica amministrazione nella provincia di Cosenza. A Stefanaconi adesso siamo nel Vibonese per una commemorazione voluta dall'amministrazione comunale per ricordare i morti sul lavoro. Vediamo. Passa veloce anche oggi il treno, imboccando la galleria, ignaro che quel percorso è il frutto di un ingiusto sacrificio umano. Era il 20 marzo del 1967, da 7 minuti erano trascorse le 14, quando un boato improvviso interruppe la routine degli operai che lavoravano a quella galleria del doppio binario della linea ferroviaria nei pressi di Stefanaconi. Quel boato annunciò la tragedia che costò la vita a 7 lavoratori, tutti di Stefanaconi. Furono momenti terribili e scioccanti, ancora indelebili in chi quel giorno visse questa tragedia in prima persona, come la signora Anna Piperno, moglie di una delle 7 vittime. Mi ricordo io i momenti che quando passavano l'autoambulanza, le cose a Cereni, questa rucata a galleria. Cosa ha pensato in quel momento? Crollai per terra. Il mondo addosso. Non sapeva dire niente più. Per non dimenticare quel sacrificio, il sindaco Salvatore Solano, alla presenza dei familiari, ha raggiunto il luogo della tragedia per una sobria quanto sentita cerimonia. Certamente la comunità di Stefanaconi ricorda 7 lavoratori che hanno perso la vita in questa galleria. Questo non può che passare inosservato agli occhi di chi è alla memoria di chi occupa un ruolo istituzionale, e noi vogliamo portare alta la memoria delle famiglie e di questi 7 lavoratori che hanno lasciato questa terra sul lavoro. Vorrei ringraziare soprattutto l'amministrazione e la popolazione di Stefanaconi per averci invitato a questa cerimonia. Noi di allora, giovani orfani, ricordiamo veramente con dolore, ma credo che il nostro dolore abbia anche bisogno di questa cerimonia affinché portasse un po' di pace anche con questo territorio che da allora noi giovani orfani ritenevamo così ostile perché ci aveva derubato di una figura paterna così importante. Grazie veramente.
Assoverato sullo Ionio Catanzarese, l'ultima mareggiata ha portato alla luce un prezioso reperto archeologico risalente all'era romana. Vediamo. Quello che vedete è un documento datato 2011 in cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria stabiliva il vincolo paesaggistico per il tratto di costa e località San Nicola nel comune di Soverato per il rinvenimento di una cava antica per la produzione di macine cilindriche di grandi dimensioni in roccia sedimentaria risalente all'età romana. Ebbene, dopo poco meno di 10 anni dall'ultimo ritrovamento, ecco riemergere dopo le mareggiate dei giorni scorsi un prezioso tesoro che riveste notevole interesse archeologico. A Soverato, infatti, dopo una mareggiata molto intensa, è riemersa una cava di antiche macine romane, così come 10 anni fa. Le vestigie romane restituite dal mare attualmente sono visibili sia dalla spiaggia che dal lungomare e hanno richiamato nella cittadina catanzarese numerosi curiosi e appassionati. Tracce tangibili di un passato che torna di stretta attualità. Soverato ritorna all'antico, 2 chilometri di storia. La cava forse veniva utilizzata per ricavare il sale o per allevare i pesci. Saranno gli ulteriori rilievi a stabilire l'epoca esatta. Di sicuro l'area è ricca di ritrovamenti che rendono il parco marino una zona archeologica dal fascino straordinario. Musica e solidarietà a Cosenza, la Fondazione Lilli Funaro ospiterà Luca Carboni. Vediamo. Michele Funaro, una primavera di solidarietà molto intensa, prima concerti, convegni e poi anche l'asta benefica. Parliamo dell'evento di domani. L'evento di domani è il secondo appuntamento musicale della nostra primavera della solidarietà. La scorsa settimana abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere per noi Neri Marcorè in un concerto tributo a De André e a Gabber. Domani ci sarà il secondo atto musicale della primavera della solidarietà con Luca Carboni. Anche questo è un concerto innovativo, se possiamo definirlo così, perché per la prima volta nei suoi 30 anni di attività si esibirà nei teatri d'Italia e noi siamo contenti di averlo qui per noi. Agli inizi di marzo un convegno molto importante. I concerti solidali hanno l'obiettivo di raccogliere i fondi che poi noi destiniamo ai giovani ricercatori in occasione del convegno scientifico. Il convegno scientifico che si è tenuto per noi il 1° e 2 marzo si è concluso con la premiazione dei migliori giovani ricercatori. 11.000 euro sono state le borse di studio destinate, facendoci raggiungere e superare la quota di 170.000 euro in questi primi 15 anni di attività. Anche Asta Quanto Podemos ha raccolto i suoi frutti, le maglie sono andate a ruba dai giocatori del Real Madrid a quelli del Cosenza Calcio e adesso si è raggiunto lo scopo, ossia l'acquisto di strumenti importanti. Anche quella è stata un'iniziativa che ha riscosso particolare successo nella città di Cosenza. È stata un'iniziativa che ci ha permesso di acquistare specifici macchinari per la preparazione e la conservazione dei farmaci chemioterapici. La nostra primavera della solidarietà si concretizzerà con la donazione di questa strumentazione all'azienda ospedaliera nei prossimi giorni. Intanto domani la musica di Luca Carboni, a che ora? Domani inizierà il concerto alle ore 21 al Teatro Rendano e sono certo che sarà un'altra serata all'insegna delle emozioni. E chiudiamo con le previsioni del tempo. È attivo un centro di bassa pressione centrato sulle coste algerine che induce instabilità a tratti perturbata tra Sardegna e Sicilia. Sulla Calabria assisteremo ad una variabilità diffusa con locali piogge tra deboli e moderate. Domani cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso ovunque con tendenza ad ampie schiarite sui settori ionici centro-settentrionali della serata. Possibili isolati piogge sul Reggino, specie area spromontana nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Domani venti moderati dai quadranti orientali ovunque con rinforzi sullo Ionio Reggino. I mari risulteranno tra poco mosso e mosso lo Ionio settentrionale e il Tirreno, molto mosso lo Ionio crotonese e catanzarese, localmente agitato lo Ionio Reggino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.